E allora riusciremo a liberarci dalla plastica? Questo è, diciamo, il tema dell'ultima parte di questa nostra puntata di TV7 Match. Ermanno, la plastica riusciremo a liberarci? Ma non vedo la possibilità di farlo. La plastica ormai è entrata nel concetto della produzione, nell'alimentazione, in tutto quello che riguarda proprio la commercializzazione di qualsiasi prodotto. Il cambiare rotta credo che sia impossibile. Ci sono altri metodi, quello di creare plastica che sia riciclabile e soprattutto sempre di più. In questo pianeta bisogna creare un'educazione, lo abbiamo visto col Covid, se riusciamo a capire che determinate, rispettando la distanza, le mascherine eccetera, si può evitare un disastro, la stessa cosa lo si può applicare alla plastica. Non credo che ci siano vie alternative. Poi c'è una plastica che può essere riciclata, altra plastica che è più difficile riciclarla, ma comunque la cosa più importante è la tracciabilità della plastica e la riutilizzazione della plastica. Queste sono le strade del futuro. Qui stai alla politica imporre regole e imporre un'educazione fin da bambini dove la plastica è un materiale utile ma è anche pericoloso. Oggi abbiamo un effetto dirompente più della bomba atomica. La bomba atomica riusciamo a vederla e vedere gli effetti immediati. La problematica più grande della plastica è che non riusciamo a percepire quanti effetti negativi fanno nel pianeta e questa è la problematica più importante. Non ci rendiamo conto che ci stiamo autoestinguendo con la plastica, ma stiamo togliendo dal pianeta intere specie di animali e di piante. Certo, e questo cercheremo di spiegare questa sera ai nostri telespettatori, lo faremo con l'aiuto dei nostri ospiti che presento. Saluto Luigi Lazzaro, buonasera Lazzaro, buonasera presidente di Legambiente Veneto, grazie per essere qua con noi. Buonasera a Stefano Menegus, buonasera, attivista di Extinction Rebellion, un movimento ambientalista sicuramente che ha seguito anche diciamo così, le manifestazioni dei Fridays for Future, no? Quelle di Greta Thunberg. E saluto anche il dottor Andrea Barbiero, buonasera. Barbiero è un chimico dell'ISDE. Bene, con voi cercheremo un po' di fare chiarezza anche su quella che è la nuova direttiva europea, è stata approvata un paio d'anni fa, ma che diventa operativa da questo fine settimana. Però dobbiamo dire che questa direttiva europea sfiora il problema, non lo affronta nella sua completezza, quindi vediamola, ma vediamo anche i limiti che ha questa direttiva europea. Beh, questo potrebbe essere un primo quesito, innanzitutto proprio per i nostri ospiti. Allora inizierei da Luigi Lazzaro, una direttiva europea che dice stop alle plastiche monouso. È un primo passo? È sufficiente? Ma intanto va chiarito appunto che questa direttiva è centrata sulle single use plastics, quindi sulla plastica monouso, quella che non si può tra virgolette riciclare, comunque non finisce mai nella filiera del riciclo. Questo è molto importante perché inquadra una serie di prodotti che sono tanti, tra cui è bene far chiarezza, non ci sono i bicchieri ancora che sono rimasti fuori da questa direttiva, e per cui sarà opportuno, diciamo, che quello che diceva giustamente l'editore venga messo a punto, cioè la tracciabilità, ed è per questo che servirà. Questa direttiva dice anche che bisogna mettere in campo un marchio chiaro e preciso che dica quale prodotto è fatto in plastica, in modo che il consumatore sia consapevole, perché è chiaro che non risolve una direttiva ma semplicemente cerca di darci una strada da rispettare. C'è un problema emergente che è messo a fuoco dalla direttiva, che è quello delle plastiche in mare, che sono ormai, diciamo, un'emergenza mondiale, globale, non riguarda l'Italia, non riguarda un mare, ma riguarda tutto il mondo, e stiamo parlando di circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno che finiscono in mare. Queste sono stimate, significa un camion al minuto che sversa
ancora rifiuti in acqua. Questi rifiuti sono, monitoraggi fatti diciamo dagli enti preposti, sono sostanzialmente rifiuti plastici, cioè l'87%, scusate, il 42% dei rifiuti rinvenuti sono di monouso e invece l'87% dei rifiuti è plastica. Poi c'è un 27% dei rifiuti dovuti alla plastica della, diciamo, monouso o comunque di utilizzo della pesca, che è un settore che anche questo è investito dalla nuova direttiva, perché sono i due settori, diciamo, che in qualche modo contribuiscono, quindi le plastiche monouso nella mala gestione ad essere poi a finire in mare, e mentre i rifiuti della pesca, che sono, vogliamo purtroppo anche, diciamo, un fatto quasi tristemente, diciamo, dovuto al fatto che la pesca ha dei metodi ancora legati all'utilizzo di prodotti in plastica e che non ha sviluppato metodi diversi. Però ecco, mette a fuoco la direttiva questi aspetti, ovviamente sta dicendo ai consumatori di essere consumatori attenti e consapevoli, oltre che ai governi di mettere in campo gli strumenti concreti, e su questo ci sarà modo, diciamo, speriamo da subito, senza deroghe, da domani quindi, perché il 3 luglio entra in vigore, di poter, insomma, ratificarla nel nostro paese con concretezza. Certo, ecco, Andrea Barbiero, perché la plastica monouso non è riciclabile? Beh, allora, i prodotti in plastica monouso non sono pensati per essere riciclati. In realtà la plastica sarebbe riciclabile quasi tutta, dipende se è una cosa che è commercialmente interessante, se si spreca, si utilizza più energia per riciclarla di quella che si usa per rifarne di nuova. Quindi diciamo sono delle ragioni più che non sono tecniche, diciamo, sono più che altro di tipo economico, organizzativo, di filiera, eccetera. Però in realtà se io avessi energia a bassissimo prezzo potrei riciclare qualunque plastica, però comunque questa plastica non viene riciclata, viene pensata come singolo uso. Poi diciamo, per esempio, le bottiglie per l'acqua minerale non sono pensate per essere usate molte volte, mentre oggi ne troviamo in commercio anche bottiglie sempre in plastica, magari per le macchinette, quelle che purificano l'acqua, cose del genere, che si possono usare per più di un anno magari, o per 2 anni. Quindi diciamo si tratta di prodotti concepiti in maniera diversa, però sarebbero riciclabili alla base se uno avesse energia e la filiera, eccetera, ecco. Certo, solo che cioè, è riciclabile, ma non è conveniente, economicamente conveniente rispetto all'altra plastica. Cioè io produco plastica nuova con meno energia di quella che invece riciclo nella plastica vecchia. Beh, anni fa, per esempio, se voi ricordate, nei piatti di plastica sotto c'era il simbolino del riciclabile, però noi dovevamo buttarne nel secco, perché in realtà c'era un discorso di contribuzioni dei vari consorzi che recuperavano la plastica riciclabile, e quindi lo stesso piatto, se conteneva per esempio, non so, la fetta di pasticcio che faceva il supermercato e ricopriva con una pellicola sopra, quella si poteva buttare nella plastica riciclabile perché era un contenitore alimentare, mentre l'altro quindi aveva già un alimento dentro, come la bottiglia d'acqua, e invece se era venduto come piatto vuoto, quello andava nel secco. Ma la plastica è la stessa, quindi cioè, si tratta poi di cose che magari non hanno a che fare sempre con la tecnica. Altre plastiche sono intrinsecamente più difficili da riciclare, non è assolutamente conveniente, e la plastica è un materiale nobile, diciamo, per le sue proprietà, quindi bisognerebbe non sprecarlo, bisognerebbe usarlo quando serve, sempre quando serve, ma solo quando serve. In altri casi si può tranquillamente sostituire, o si può usare plastica non monouso, ma che si possa riutilizzare. Certo. Allora passiamo al primo contributo, così entriamo meglio, i nostri telespettatori ci possono seguire anche su cosa vuol dire plastica monouso piuttosto che. Entrerà in vigore domani la direttiva europea sulla plastica monouso, che mette al bando gli oggetti usa e getta che troviamo normalmente sulle spiagge e nei mari: cannucce, cotton fioc, piatti e posate, bastoncini dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. Da domani questi oggetti potranno essere venduti soltanto per esaurire le scorte, poi saranno vietati. La direttiva, approvata nel 2019, è stata recepita quest'anno dall'Italia con una legge nazionale, ma è polemica sulle linee
guida introdotte che mettono al bando anche prodotti in plastica biodegradabili e quelli in carta ricoperti da un sottile strato di plastica come piatti e bicchieri. Il 40% della plastica prodotta a livello globale viene utilizzata per l'usa e getta. La plastica è un prodotto durevole e resistente e rimane inalterata per anni, creando danni enormi all'ambiente e un pericolo per gli animali e per gli esseri umani che la ingeriscono poi in microparticelle. Anche i sacchetti biodegradabili in natura non si decompongono, devono essere smaltiti in appositi impianti per essere degradati e compostati, così come i bicchieri in carta ricoperti da un sottile film di plastica hanno conseguenze sull'ambiente. Prendiamo una banale cannuccia per le bibite. Ricordiamo che nasce dal petrolio, magari estratto nel Golfo Persico, e poi viene prodotta in Cina per finire sul nostro mercato a un costo minimo, per poi impiegare 40-50 anni prima di essere raccolta su una spiaggia ed essere così in qualche modo smaltita. Ma la plastica si sminuzza in microparticelle e ormai la ingeriamo ovunque e comunque ne sono state trovate anche nella placenta umana. Anche quando troviamo la scritta plastica 100% biodegradabile, questo non significa che se lasciata su un prato in qualche giorno sparisca senza far danni all'ambiente. Sono prodotti che vanno trattati in specifici impianti di smaltimento, impianti industriali di compostaggio. Una recente ricerca ha dimostrato che la metà dei rifiuti che vengono gettati negli oceani sono di plastica monouso. Quella più presente è quella dei cibi da sporto, le posate, i piatti, i bicchieri, le bottiglie. Sono rifiuti che poi troviamo principalmente lungo le coste. Un focus ha fotografato la presenza della plastica monouso gettata in mare da 42 fiumi europei. L'Italia è seconda dopo la Turchia come maggior produttrice di plastica, ma anche di rifiuti galleggianti. La soluzione quindi è sicuramente azzerare, se possibile, l'utilizzo, ma il segreto per salvarci dalla plastificazione sarà imparare a non gettarla e a riutilizzarla con coscienza. Bene, allora Stefano Menegus, allora dal servizio si capisce che la plastica è un materiale destinato a vivere a lungo. Probabilmente se Cristoforo Colombo avesse scoperto l'America, avesse avuto con sé una bottiglia di plastica, forse potremmo ritrovarla oggi che gira ancora intatta. È così? Sì, purtroppo le caratteristiche chimiche e fisiche che rendono la plastica un materiale di così ampio utilizzo sono poi le stesse caratteristiche che la rendono un materiale estremamente difficile da gestire. E il problema è stato detto molto chiaramente nel vostro servizio, che ho trovato molto accurato, è che queste plastiche poi, anche poi quando sono biodegradabili, finiscono nell'ambiente attraverso tantissimi fonti, no? Quindi dai fiumi, dalle discariche, e quando si disgregano per effetto della luce, per esempio, o anche di azioni meccaniche, del moto ondoso, si riducono in particelle molto piccole che sono quasi impossibili da filtrare. Quindi anche immaginando in un futuro la possibilità di, come paventano alcuni, di raccogliere una parte dei rifiuti che ci sono in mare, queste microplastiche non vengono comprese in questo filtraggio, e bisogna ricordare che la plastica viene additivata sempre per renderla più malleabile o più rigida in altri casi, con delle sostanze che possono essere gli ftalati o il bisfenolo e sostanze simili. Queste sostanze che sono presenti nella plastica si è scoperto che sono interferenti endocrini e che possono avere conseguenze anche a estremo lungo termine sulla salute non solo di noi esseri umani, ma anche dell'ambiente. E quindi i due problemi vanno insieme. Infatti un recente libro pubblicato in America intitolato Countdown affronta proprio il problema della presenza di queste sostanze nella plastica che noi usiamo tutti i giorni e dell'effetto che ha sulla fertilità maschile e femminile, e quindi paventa una diminuzione di questa fertilità in linea retta durante questo secolo. E quindi vediamo che il problema della plastica è una chimera con moltissimi aspetti, non solo l'inquinamento del singolo pezzo di plastica che può soffocare la balena, ed è di solito la cosa che ci colpisce più da vicino, però anche la microplastica che viene ingerita dal plankton, che finisce nella catena alimentare con tutte queste sostanze chimiche, di cui poi la plastica è molto concentrata anche per la sua capacità di assorbirle, quindi non solo sono presenti direttamente come nella composizione originale di questa plastica, ma in mare queste sostanze chimiche si concentrano in questi pezzi di plastica che poi in una grande quantità galleggiano.
certo, e dopo vedremo. Cioè anche... questa plastica contiene dei materiali che vengono metabolizzati dai vari organismi, che poi rientrano nel ciclo alimentare e arrivano fino al ciclo alimentare umano. Questa è la difficoltà e la pericolosità della plastica. Ovviamente questo noi non lo sappiamo, ed esattamente come il Covid, bisogna che alla fine qualcuno si accorga che ci sono delle patologie che portano alla morte per assunzioni in diretta di queste sostanze della plastica, allora creeremo un allarme, poi ci saranno i negazionisti, ci saranno quelli del sì, quelli del no, ma comunque prenderemo consapevolezza. Ci sarà qualcuno che dirà che sono i soliti scienziati che vedono oltre tutto il resto, ma noi la prossima trasmissione facciamo una sperimentazione, va bene, come si scioglie la plastica e si può anche metabolizzare, perché ci sono delle sostanze che si vendono in farmacia che al contatto della plastica, soprattutto quella monouso, la scioglie, e io se mangio un pezzo di quella plastica e poi mangio una pastiglia, me la assorbo e mi plastifico automaticamente. Certo. Allora Lazzaro, il problema è, allora, come giustamente ha sottolineato Menegus, il problema sanitario c'è un problema sanitario legato all'inquinamento da plastica, che non è un problema legato al fatto che la trovi anche in spiaggia, ma il fatto è che le conseguenze per la salute umana sono importanti. Beh sì, il fatto che la troviamo in spiaggia è, diciamo, la fine della filiera purtroppo che abbiamo sentito benissimo raccontata, cioè di tutti i gravi danni che provoca prima, quindi da quando è in mare, quella che emerge, che poi ricordiamo è il 30 circa per cento, perché il 70% almeno dei rifiuti che entrano in mare si depositano sul fondo del mare e poi subiscono comunque questi processi di degradazione. Quindi quello che vediamo in superficie, quello poi che arriva nelle spiagge, pur essendo grandi quantità, ricordo sulle ultime indagini di Legambiente sulla beach litter, parla di un rifiuto a ogni passo, cioè circa 650 rifiuti, anche di più, che si incontrano circa in 100 metri di spiaggia camminando. Ma invito chiunque ad andare sulle spiagge, purtroppo anche nella stagione estiva, nella battigia, incontrare i rifiuti, non solo quelli che diciamo sono la maleducazione purtroppo che ancora persiste, che non dobbiamo dimenticarci che noi siamo molto responsabili anche con i nostri atteggiamenti, ma anche quelli che arrivano continuamente e arrivano chiaramente dal mare, ma come arrivano dai fiumi, dai nostri corsi d'acqua. Uno dei rifiuti che è messo al bando sono i bastoncini, diciamo quelli cotonati, ecco, per capire, non fare nomi, però i bastoncini cotonati per le orecchie. Questo prodotto è monitorato, lo ha fatto Legambiente, lo ha fatto diciamo, i monitoraggi ufficiali della Commissione Europea, circa per essere il 9% dei rifiuti che si trovano sulle spiagge, sulle nostre coste. Chiaramente quello è il segnale di una mancata depurazione, perché evidentemente arrivano dai fiumi non depurati, dagli impianti, dalle abitazioni, con la cattiva abitudine di buttarli nel WC, e quindi inizia da un cattivo gesto quello che diventa un problema globale. Sono una quantità notevole. Che questi rifiuti vengano, diciamo, convertiti con questi potenziali rifiuti inquinanti vengano convertiti in altri materiali, certo come il biodegradabile potrebbe portare dei vantaggi, ma sempre nella corretta gestione. Questo per dire che il problema non lo risolviamo se pensiamo di agire solo con, diciamo, la raccolta dei rifiuti giustamente dal mare, che è l'ultimo pezzo, diciamo, ma quello è indispensabile, noi crediamo, anche per in qualche modo aiutare la pesca, che sta vivendo un dramma importante con la presenza di rifiuti in mare. Cioè, qui stiamo parlando di che si porta a riva più rifiuti tante volte di quello che è il pescato, che poi magari anche in condizioni gravi di salute, no? Diciamo così, perché sta subendo la contaminazione che ancora ci è sconosciuta. Sono d'accordo con lei. Abbiamo in Veneto però un esempio che spero ci potrà aiutare nel futuro, che è la questione PFAS, quindi un inquinante emergente, una componente chimica che oggi comincia a essere conosciuta, cominciamo a parlare di più, c'è un processo in corso che è iniziato ufficialmente ieri. Ecco, di questo credo e spero che soprattutto la politica non si faccia indietro, che voglia affrontarlo con serietà, perché non parlare di questi problemi significa innanzitutto
non parlare di economia circolare, che invece è quella di cui ci stiamo, diciamo, riempiendo in qualche modo la bocca e di contenuti le nostre azioni anche per la nostra industria, che deve convertire i modelli produttivi, e l'economia circolare l'avremo solo se riusciremo anche, diciamo, a bloccare questo modello che chiaramente non è più sostenibile. Certo, ecco. Passiamo al contributo. Sì, allora, giustamente prima lei nell'intervento precedente aveva parlato della plastica, anche Menegus, della plastica che si trova in mare, no? Ed è nota, ormai se ne parla già da tempo, ce n'è più di una, ci sono dei piccoli continenti, tra virgolette, o piccole nazioni in mare fatte proprio dalla plastica, vediamo. È una grande isola del Pacifico e la sua particolarità è che sta diventando sempre più grande. È formata da 80.000 tonnellate di frammenti di rifiuti, coprendo un'area che è stata stimata circa 3 volte la Francia. A misurarla sono state le navi e gli aerei della fondazione olandese Ocean Cleanup, che l'hanno percorsa in lungo e in largo. Questa grande massa di spazzatura, che viene concentrata grazie alle correnti oceaniche di questa zona del Pacifico, il cosiddetto vortice del nord, è risultata 16 volte più alta rispetto a quanto era stato stimato. Di fatto non abbiamo a che fare con una nuova terra emersa, ma l'isola sta diventando sempre più densa. Si trova a metà strada fra 2 famose mete turistiche, la California e le Hawaii. Il 99,9% di questa spazzatura è plastica, il 46% è rappresentata da reti da pesca, il resto da plastiche rigide come polietilene e polipropilene, ma sono solo una parte dei 320 milioni di tonnellate di questo materiale che viene prodotto e disperso ogni anno nel mondo. I nuovi dati sono inquietanti perché parlano di una concentrazione di spazzatura che è passata dai 200 grammi per metro cubo d'acqua degli anni 70 a oltre 1 chilo nel 2015. Nel materiale controllato sono stati trovati oggetti risalenti agli anni 70, come nel caso di una cassetta per le bottiglie d'acqua che portava ancora stampato l'anno di produzione, 1977. L'84% del materiale è risultato contenere inoltre sostanze tossiche. Le conseguenze per l'ambiente, gli animali e l'uomo sono gravissime. I pezzi più grandi di plastica, come reti e sacchetti, imprigionano e soffocano gli animali marini. I pezzi più piccoli invece vengono ingoiati dai pesci ed entrano così nella catena alimentare, finendo sulle nostre tavole. Beh, Barbiero, questo è il risultato di tanti anni di progresso, anche noi quello che chiamiamo il consumismo, sì, no? Gli imballaggi e quant'altro. Beh, progresso è una parola, ma diciamo che qui vediamo gli effetti di una cosa che secondo me non è... Il punto interrogativo è progresso veramente? No, ma poi appunto, essendo la plastica un materiale che ha tante ottime proprietà, cioè molti dicono che noi siamo la società della plastica, buttarla via proprio non ha nessun senso a mio avviso, quindi bisognerebbe usarla dove serve, solo dove serve, e incitare dei comportamenti nella gente diversi, per esempio l'utilizzo di borse robuste da riutilizzare in supermercato. Anche io una di plastica per esempio me l'ho comprata in Svizzera 6 anni fa, là facevo solo la spesa con le borse permanenti, la gente è abituata ormai da molti anni di educazione. Quindi più che la repressione bisogna partire dall'educazione, cioè che differenza fa comprare la borsa sul mercato e portarla a casa? Nessuna, però quella la riuso e non butto via niente. Le borse, quelle riciclabili che ci sono adesso per esempio, sono molto meno robuste di quelle che c'erano anni fa, non riciclabili, cioè, poi abbiamo sentito cosa vuol dire riciclabile, cioè riciclabile in una filiera, cioè nella filiera corretta, non è riciclabile o è in maniera molto parziale se va a finire nell'ambiente. Ecco, quindi è bene dire anche ai telespettatori che se prendo la borsa e c'è scritto 100% biodegradabile, compostabile e quant'altro, questo non significa, come dicevamo anche nel servizio, sì, se la lascio per la strada non è che dopo 5 giorni si è completamente dissolta. No, ci sono le filiere apposite, quindi i trattamenti che vengono fatti di questi materiali che devono essere recuperati. D'altronde per ridurre questi rifiuti, appunto la prima delle R diciamo ecologiche è la riduzione del rifiuto alla base, a monte diciamo la riduzione del prodotto, poi il riutilizzo che è la cosa più sensata, poi c'è il recupero. Quindi la raccolta differenziata è fondamentale a tutti i livelli, tra l'altro abbiamo anche una situazione qua a Padova su cui si potrebbe parlare, ma voglio dire, se questi prodotti vengono raccolti e trattati
così come il produttore intendeva che fossero, perché lui dà delle specifiche per la biodegradabilità in certe condizioni. Un prodotto lo è se viene mandato a quella filiera e fatto quel trattamento, ma se invece viene abbandonato in un campo o va a finire in un fiume e le condizioni sono diverse, non è detto che affatto che sia biodegradabile dopo. Poi ci sono anche delle plastiche che sono cosiddette oxodegradabili, per esempio qui sono state inserite magari delle sostanze o sono stati trattati i poligoni in modo che si degradino spontaneamente con l'ossigeno dell'aria, ma questo però questi non sono biodegradabili, perché non è che dopo diventano qualcosa che diciamo è più tollerabile nell'ambiente. Fanno parte di quelle messe al bando con la direttiva. Per fortuna sì, perché volevo dire infatti che è un bene che siano state messe al bando, perché c'era il pericolo che si cercasse di farle intendere come plastiche meno pericolose dell'ambiente perché si degradano, però in realtà queste si rompono in frammenti più velocemente. Queste microplastiche di cui abbiamo accennato, che sono da qualche millimetro fino a un decimillesimo di millimetro, vanno a finire ovunque. Poi quando sono così piccole che non le vedo più, sembra che il problema non ci sia più, ma le mangiano i pesci, vanno a finire nell'acqua potabile, se ne trovano nell'acqua potabile. Queste sono cose che si sanno ormai. E quindi noi le mangiamo, le beviamo e sicuramente ne abbiamo tutti un pochino dentro di queste microplastiche. Alcune sono aggiunte anche intenzionalmente, per esempio nei prodotti cosmetici come abrasivi, quindi esfolianti e cose del genere, si aggiungono quei microgranuli che sono di microplastiche. Anche lì in realtà il problema è ben noto all'Unione Europea, infatti l'Agenzia Chimica Europea e CHA ha proposto ormai da molti anni, stanno facendo delle legislazioni per limitare o per mettere al bando queste microplastiche aggiunte intenzionalmente. Poi ci sono quelle che invece si creano con la degradazione dei materiali plastici, qualunque materiale, con l'ossigeno, con la luce del sole, con lo sfregamento, quindi erosione meccanica. È inevitabile che si troveranno delle microplastiche in giro. Sì, purtroppo, se possibile, collegandomi all'idea appena esposta sulla questione della filiera, io temo che forse vediamo la situazione in un modo un po' troppo idilliaco, perché dobbiamo ricordarci qual è il vero motivo per cui è stata fatta questa direttiva. E in realtà non ha niente di europeo. Il motivo per cui è stata fatta la direttiva è che la Cina ha fatto la cosiddetta operazione spada nazionale, cioè un bando all'ingresso di tutta una serie, mi pare oltre le 30 sostanze plastiche contaminate oltre una certa percentuale, mentre prima la Cina e vari paesi asiatici avevano sempre accettano tutto. Le plastiche che noi consideriamo aver riciclato. Quindi ricordiamoci che quasi tutti i rifiuti di questa isola di cui avete parlato nel vostro servizio, che poi si definisce più come un brodo proprio perché si estende per molti metri al di sotto della superficie, al di là poi di tutte quelle parti di plastica che vanno a fondo, come è stato giustamente detto prima, la maggior parte di quei rifiuti arrivano da dei fiumi asiatici. E è facile pensare: guarda, loro non gestiscono bene i loro rifiuti, noi invece siamo stati bravi. Ma invece fino al, mi pare, 2018, adesso non mi ricordo la data esatta, però pochissimo tempo fa, quindi poco prima che venisse approvata questa direttiva, la stragrande maggioranza dei nostri rifiuti plastici che noi consideravamo riciclati erano riciclati all'estero, in Cina. E si sapeva da varie inchieste, infatti l'operazione Spada Nazionale è stata, fatta nascere proprio da un documentario che poi ovviamente in Cina è stato censurato, che mostrava la vita di questi professionisti del riciclo che bruciavano moltissimo del materiale che loro non riuscivano a differenziare in modo corretto all'aria aperta, ma questo materiale veniva dall'Europa, veniva dagli Stati Uniti, quindi sì, riciclo noi non abbiamo purtroppo la potenza industriale e impiantistica per fare questo riciclo al momento. E allora io mi chiedo, sul serio dobbiamo ragionare in questi termini, vedendo il disastro che abbiamo di fronte, anche perché ci stiamo concentrando di fronte a un problema enorme, impossibile da risolvere, e sappiamo però anche dalle altre trasmissioni che abbiamo fatto insieme, voi siete sempre molto attenti al tema, che abbiamo un problema ancora più grande che incombe su di noi, cioè il disastro ecologico e climatico. E quindi questa della plastica è una goccia nella goccia del mare, del problema che stiamo affrontando. Quindi sì, il riciclo, ma
Cingolani, per esempio, il nostro ministro della transizione ecologica, purtroppo ha fatto delle uscite aberranti proprio sulla questione del bando di queste plastiche monouso, ma io invece penso alla rovescia, immagino esattamente come per il coronavirus, noi adesso dovremmo essere in un assetto cosiddetto da guerra, in un assetto di emergenza totale, quindi questa cosa della plastica è il minimo che si poteva fare. L'Europa l'ha fatto solo ed esclusivamente perché è stata costretta, perché la Cina e moltissimi altri paesi asiatici hanno smesso di accettare i nostri rifiuti. E quindi è ridicolo pensare la plastica monouso, quella un po' biodegradabile, quella col film dovremmo tenerla, quando la situazione che c'è davanti ai nostri occhi è ai limiti della gestione. Dovremmo essere in un assetto invece di, come dire, unione internazionale e in situazioni di emergenza, come è stato fatto per esempio nella Seconda Guerra Mondiale. Certo, ma adesso abbiamo la pubblicità, però dopo vi anticipo la domanda. Quella oceano, quella quantità di plastica che c'è in mezzo all'oceano, che corrisponde a 3 volte la superficie della Francia, parliamo di milioni di tonnellate, esce solo dai fiumi dei paesi asiatici? Pubblicità e poi affronteremo il problema.